Le aziende attive in Veneto nel 2016 sono aumentate rispetto al 2015 di circa 800 unità. Da 143.600 si è passati a 144.400. Il dato emerge dal bilancio sociale dell'INPS regionale. Anche se come dire, poco marcato di circa lo 0,6%, però riparte il trend in positivo dopo 6 anni di recessione, di diminuzione delle aziende iscritte, e un altro dato positivo è quello della forte diminuzione delle prestazioni a sostegno del reddito, quindi diminuisce di molto l'indennità di mobilità pagata e diminuisce di molto anche la cassa integrazione. In calo poi di oltre 4.000 unità le denunce mensili di insoluti totali, ma le buone notizie finiscono qui. Pesante la diminuzione di lavoratori autonomi che ha portato nell'ultimo anno ad avere 4.500 artigiani e 2.000 commercianti in meno. È il segnale, affermano dall'ente di previdenza, che ormai è diffusa la preferenza verso il lavoro dipendente e che il tirocinio non si pratica più con relativa perdita di competenze. In aumento vertiginoso anche le richieste al fondo di garanzia per i TFR, una prestazione erogata dall'INPS ai dipendenti delle aziende che sono fallite. Questo è un segnale che la crisi ancora un pochettino morde, nel senso che continua quest'onda di fallimenti delle imprese in regione.